non sono i soldi, ma è una dimensione in cui ci cominciamo a rendere conto che i soldi non bastano più, che dobbiamo tornare a porre la nostra forza sulla coesione sociale, sul contributo delle persone, dobbiamo cominciare a pensare ai valori, inevitabilmente. Quindi ecco, io dico che questo è il grande altro supporto che dobbiamo avere. L'altra domanda, la linea di demarcazione fra diritti e desideri si può fare in maniera scientifica. Mi sentirei di dire che non si può definire in maniera scientifica che cosa è desiderio, perché certo il desiderio è dipendente dai gusti di ognuno e dai bisogni personali di ognuno, per cui ognuno ha i suoi. Per lui la cravatta può essere di fondamentale importanza, io invece non farne anche un baffo, per me invece può essere importante, che so io, la possibilità di avere, di poter sentire una certa musica. Sul piano dei desideri sono tutti diversi da persona a persona, ma sul piano dei diritti forse però possiamo trovare una convergenza possibile. Allora, che cosa sono i diritti? Cominciamo a dircelo chiaro e tondo. I diritti sono quei bisogni fondamentali che attengono alla vita e alla dignità delle persone, e che proprio perché attengono alla vita e alla dignità delle persone devono essere gratuiti, perché non possono essere concessi soltanto a chi ha i soldi. Tanto per dire, voi ve la sentireste di affermare che hanno diritto di respirare solo i ricchi? Ve la sentireste di affermarlo? Sì o no? Non sentite nessuna risposta. No, ma perché? Perché direttereste voi che saremo tutti compromessi. Perché basterebbe che la nostra ricchezza diminuisse un tantino e noi moriamo all'istante. E guardate bene che il diritto a respirare è il primo bisogno fondamentale. Noi lo dimentichiamo sempre, quando pensiamo ai bisogni fondamentali, magari chissà, se siamo bravi ci viene in mente l'acqua, se siamo meno bravi ci viene in mente il telefono. D'accordo? Però sappiamo tutti molto bene che la nostra prima necessità è respirare. Se non respiriamo, moriamo, non c'è niente da fare. Ed è importante avere la consapevolezza che il nostro primo bisogno è respirare, perché noi per respirare abbiamo bisogno di avere una buona aria, e per avere una buona aria abbiamo bisogno non di espandere il sistema produttivo, ma di contenerlo, perché sappiamo che ogni volta che noi produciamo, inevitabilmente produciamo contaminanti, produciamo sostanze tossiche, produciamo rifiuti che compromettono la qualità dell'aria. Allora questo è un ragionamento che dobbiamo cominciare a fare, perché rischiamo di entrare così in conflitto con noi stessi. Allora, acqua, altro bisogno fondamentale, cibo, per una certa dimensione, altro bisogno fondamentale, alloggio. Voi guardate il uccello che sapranno quando arriviamo a primavera, vanno a cercare gli stecchetti di Valduccio, si costruiscono in nido per mettere le uova. E anche noi, non c'è giovane al mondo che quando comincia a pensare a mettere su famiglia non sente bisogno della casa. L'alloggio è un bisogno fondamentale da cui non possiamo assolutamente rinunciare, una certa quantità di bestiame. E poi su sanità, istruzione, una certa possibilità di mobilità, una certa possibilità di comunicazione, una certa quantità di energia. Quando penso all'energia non penso tanto alla benzina da mettere nell'automobile, ma penso a quel miracolo che avviene nelle nostre case ogni volta che noi diciamo il pulsantino al gas. Quando noi diciamo quel pulsantino che esce con la fiammiera che ci consente di poter far bollire l'acqua dentro cui bolliamo, poi cuociamo la pasta, è un vero miracolo. E ce ne rendiamo conto del miracolo se andiamo in un paese come il Bangladesh. In un paese come il Bangladesh i primi che si alzano dal mattino non sono gli adulti, sono i bambini che non raggiungono ancora i 7 anni. E dove vanno a tempo lavoro? Vanno a cercare le foglie per poter avere del carburante per fare il fuoco dentro cui si pone la bolla d'acqua per coprire il rischio di tutta la giornata. È una vita intera utilizzata per la ricerca di energia. Una certa quantità di energia fa parte del pacchetto dei diritti. Quindi ripeto, rispetto ai desideri non si può trovare una formula scientifica, ma rispetto ai diritti direi di sì, ci possiamo mettere d'accordo. Allora ecco, la cosa importante è cominciare intanto a focalizzare la questione dei diritti, perché attorno a questi quantomeno cominciamo a ragionare di come ci dobbiamo organizzare per garantire tutto. L'ultima domanda era quale contributo possono dare i
processi storici avvengono soltanto se c'è un consenso importante in una certa direzione. Allora, come si costruisce il consenso? Come si costruiscono così i nuovi filoni culturali? Perché sappiamo che la gente poi si orienta in una certa direzione soltanto si acquisisce una nuova consapevolezza. Chi ha tanti soldoni e dà quindi la possibilità di poter gestire una televisione, tanto per dire, certo c'è uno strumento che è molto più potente del nostro. Noi non abbiamo la televisione e quindi non siamo a quel livello. Il guaio è che chi ha i soldi per mettere in piedi le televisioni poi non le usa per fare una cultura verso un certo tipo di cambiamento, non le usa per consolidare ulteriormente questo tipo di sistema, perché il suo obiettivo è ricavare soldi. Chi gestisce televisioni ha un unico obiettivo: riuscire a ricavare soldi. In che modo? Attraverso la pubblicità. La quale pubblicità è una forma di tassazione che noi tutti subiamo, rispetto alla quale non battiamo ciglio. Noi tutti accettiamo di pagare attraverso i prezzi una tassa alle imprese private che ammonta a qualcosa in Italia come 40 miliardi di euro. Tutti stiamo zitti. Se viene lo Stato e ci dice no, ci devi dare un euro in più, oh, mamma mia, ecco lo Stato ladrone, tutto quello che... No. Allora io dico che certo loro hanno questi mezzi, loro usano la televisione, noi che cosa possiamo fare? Innanzitutto noi possiamo cominciare a vivere in una maniera diversa, e questo riguarda la domanda successiva. Perché è importante vivere in maniera diversa dal punto di vista del cambiamento culturale? Perché tutti noi in qualche maniera svolgiamo una funzione pedagogica. Gli altri ci guardano. Diceva prima il professore, andate a casa e dite ciò che avete ascoltato. Quando voi andate a casa e dite ciò che avete ascoltato, suscitate un dibattito dentro la vostra famiglia. E quindi in qualche maniera si cominciano ad aprire le menti, si cominciano ad introdurre nuovi argomenti di discussione, si rompe con un certo schema e se ne introducono altri. È una piccola cosa, però voi quanti siete? Siete 70, siete 80, siete 100. Se voi faceste tutti questa piccola operazione, in 100 famiglie si avvelerebbe un nuovo dibattito. Ma immaginiamo cosa succederebbe se ognuno di noi lo facesse. Quindi ecco, quando noi pensiamo alla nostra piccolezza, che siamo piccoli, accettiamo, siamo tutti molto piccoli, con pochi mezzi a disposizione, ma siamo tanti. E quindi per il fatto di ognuno giocare un certo tipo di ruolo, per il fatto di essere tanti, possiamo avere una capacità di diffusione estremamente ampia, che può fare concorrenza a chi possiede quei grandi mezzi di comunicazione di massa. Per cui ecco, io dico, il primo passaggio è finalmente cominciare a fare le riflessioni. Cominciamo a studiare seriamente. Cominciamo a studiare seriamente per cercare le soluzioni ai problemi. Perché ne abbiamo un terribile bisogno, siamo una situazione nuova, di passaggio nessuno sa verso dove andare. Tutti arraspiamo, tutti, assolutamente tutti. Perché si tratta di costruire un nuovo che non è ancora stato sperimentato. E naturalmente per costruire il nuovo ci vuole anche pensiero. Io non credo che ci si possa semplicemente cominciare a costruire una casa senza aver fatto un minimo di progetto. Nessun architetto, nessun ingegnere comincia a costruire una casa se non c'è un disegno, che ha fatto anche così degli ragionamenti sulla capacità di tenuta del terreno, ha indagato per capire sotto che ci passa, se c'è acqua, se c'è palude, se c'è torba, no? Quindi ha fatto un po' un calcolo di quanto può essere alto il palazzo. Quindi il progetto è fondamentale, non è tempo perso. Il tempo che noi dedichiamo allo studio è fondamentale. Quindi intanto questo primo passaggio, siete giovani, siete a scuola, cominciate a porre questa domanda. Stiamo andando verso il nuovo, lo scenario sta cambiando. Come possiamo organizzare la società? Ponendoci questi punti di vista. Poi oltre a questo, cominciamo a suscitare il dibattito ovunque sia possibile, sapendo che se poi comincia ad esserci un numero di persone sempre più grande che comincia a pensare in una certa maniera, ci possiamo associare per cercare insieme poi di mettere in atto delle proposte concrete di cambiamento che possono cominciare a livello locale, a livello comunale e possono andare sempre più su. Quindi ecco, io credo che dobbiamo cominciare a dire che noi tutti abbiamo uno spazio di potere a nostra disposizione che possiamo occupare e che spesso non occupiamo semplicemente perché siamo pigri e perché è più semplice dire non posso fare niente e quindi non mi assumo le mie responsabilità. Ecco, la mia parola d'ordine è cerchiamo di occupare quantomeno tutto lo spazio disponibile, certo nella maniera più
Si può cominciare ad assumere la sobrietà in questo sistema consumista? Ma senz'altro sì. Non è che ci sia bisogno che tutti cambino il loro comportamento per cominciare a cambiare il nostro. Ci vuole fondamentalmente la convinzione, questo è quello che ci vuole. Come capacità di sapere viaggiare controcorrente, come capacità di saper assumere delle scelte che gli altri non fanno, quindi saper anche affrontare magari quella che può passare come derisione, come non comprensione da parte degli altri. Ma non ci vuole una legge particolare, ci vuole convinzione, e se noi siamo convinti dobbiamo cominciare ad agire coerentemente. Per me la coerenza è un grande strumento di lotta politica. Perché? Perché la società è il frutto di due variabili: le scelte delle persone, il comportamento delle persone e le regole. Se ci sono le regole, ma le persone non si adeguano a quelle regole, la regola non serve a niente. Se si fa la regola, alcuni si possono buttare carte per terra, poi la gente continua a buttare carte per terra, la regola non serve a niente. È fondamentale il comportamento, così come il comportamento da solo non basta, perché rischia di rimanere patrimonio di pochi, perciò una regola che bestemmia. Però ecco, questi due aspetti, regole e comportamenti, camminano di pari passo, e dipende da noi il fatto di essere coerenti o meno con una nuova prospettiva e dire, secondo me la sobrietà si può mettere in atto subito. Certo, ci sono delle difficoltà talvolta. Io per esempio sono uno di quelli che dice che il mezzo deve essere pubblico, e il nostro preside lo sa che io mi muovo sempre con il mezzo pubblico, scelta. Stanotte ho fatto 12 ore di viaggio perché poi sono venuto in treno, stanotte lo faccio 12 per tornare a casa, altra notte in treno, e certo se io avessi, che so, un treno che mi fa direttamente un collegamento molto più rapido che passa via Roma, sarei agevolato, no? Per cui motivi per dire non si può utilizzare il mezzo pubblico ce ne sono tanti, e talvolta certo è proprio impossibile, non c'è prova, per cui ecco, ci sono le difficoltà, però noi dobbiamo porci nella